Andiamo. Si tira avanti. Il lavoro che dovremmo fare lo facciamo sempre meno. Alessandra Moretti parte da qui, le valli brumose dell'Alto Vicentino, dove in tutta la giornata tocca Laghi, Posina, Zuliano, Piovene e Sant'Orso, i primi 5 di 579 comuni da visitare in 100 giorni. È Laghi il primo, il meno popoloso del Veneto, 122 abitanti in tutto, un bar e un negozio di alimentari, trasporti pubblici quasi zero. Un'andata da Laghi ad Arsiero al mattino e un ritorno al pomeriggio. E poi non guardate il cellulare, non c'è campo. La soprintendenza ha bloccato un ripetitore per salvare 15 noccioli selvatici. Dobbiamo magari chiamare un dottore d'urgenza, non abbiamo il telefono. È più importante la vita delle persone che un nocciolo, no? I beni ambientali ci hanno bocciato il territorio e non possiamo mettere un'antenna. Paese piccolo, problemi grandi, e questo è solo uno dei tantissimi problemi che Alessandra Moretti si sentirà raccontare nei prossimi mesi. Si vorrebbe mantenere vivo il paese e per questo c'è bisogno anche di un aiuto. Non vengono tanto qua i candidati, no? No, vengono tanto i candidati. Sì, qualcuno, ma basta, non è che sia una cosa Molto frequente. bene, molta. Mi raccomando, sempre così in gamba, Speriamo che le lasci. La giornata si chiude a Sant'Orso, dove l'ex primo cittadino è l'attuale segretario provinciale del PD. Più che zone dimenticate, zone tradite, perché in ogni campagna elettorale si pontifica sulla montagna che poi diventa esclusivamente un serbatoio di voti, ecco.